Buongiorno a tutti, grazie per la attenzione e disponibilità data a questa conferenza stampa. Oggi in prima commissione abbiamo presentato un progetto di legge statale, una delega al governo, per la progressiva integrazione delle funzioni tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia dello Stato. Questo perché? Perché sempre più negli ultimi tempi gli agenti di polizia locale, i corpi di polizia locale svolgono compiti che normalmente una volta erano riservati alle forze dell'ordine. Questo per situazioni che magari riguardano carenza di organici per le forze dell'ordine, sia perché la vicinanza sul territorio, l'operatività che gli agenti di polizia locale hanno nei propri comuni, nei propri territori è sempre più visibile, sempre più presente e sempre più i cittadini vedono negli agenti di polizia locale un presidio per la sicurezza, per la deterrenza ad azioni di personaggi poco gradevoli. Quindi gli agenti di polizia locale sempre più chiamati anche a interventi e a situazioni che hanno una particolare delicatezza e che rispetto agli agenti delle forze dell'ordine invece non hanno tutele di carattere contrattuale, integrazione per quanto riguarda appunto alcuni anche elementi di tutela nel caso ci fossero situazioni sgradevoli, e il comandante Scarpellini ne sa qualcosa sotto il suo comando anche di recente, e anche un trattamento previdenziale che sia paragonato ed equiparato ai componenti delle forze dell'ordine. Questa è un'iniziativa che parte dalla Regione Veneto, perché ci sono sensibilità che su questo campo si sono manifestate dai territori, ma che anche a livello nazionale sta trovando riscontro. Il comandante Marco Agostini sta seguendo questa cosa a livello nazionale, quindi mi sono permesso di invitarlo qui oggi a questa conferenza stampa, proprio perché sentiamo la necessità di dare agli agenti di polizia locale una maggiore tutela, anche una maggiore formazione, ma soprattutto una possibile tranquillità dal punto di vista professionale nel caso appunto il loro compito sia oggetto di qualche azione o di qualche intervento energico, come più spesso capita nei nostri territori. Quindi questo è un po' il senso della legge, poi ve la facciamo avere. Ci saranno anche altre regioni che faranno questo progetto di legge statale, di iniziativa regionale, proprio per far sì che a livello nazionale il progetto di legge depositato nelle commissioni possa avere una spinta anche dai territori, perché si arrivi al più presto, ripeto, a una maggiore tutela dei nostri agenti di polizia locale e una operatività che possa essere sempre più coordinata con le altre forze dell'ordine e anche in collaborazione e in supplenza se serve per dare sicurezza ai nostri cittadini. Io mi fermerei qui. Chi vuol parlare per primo? Comandante Scarpellini, comandante del consorzio di polizia nord-est e anche del consorzio che fa base a Schio in questo momento nel Vicentino. Sì, si tratta di un territorio di oltre 40, chiedo scusa. Si tratta di un territorio di oltre 40 comuni ed è per questo che il Presidente ha inteso coinvolgermi in questa presentazione. Ecco, noi siamo qua a ringraziare tra l'altro proprio la Regione Veneto ed in particolare il Presidente Ciambetti perché ha ascoltato un vero e proprio grido di dolore. Nel senso che abbiamo provato sul campo quella che vuol dire un diretto coinvolgimento nelle azioni di polizia anche ad un certo livello. Il 24 di aprile un nostro agente, per fortuna bravissimo ed in gambissima, però è rimasto coinvolto in un gravissimo conflitto a fuoco e ha riportato delle lesioni molto gravi che purtroppo
hanno messo in serio pericolo la sua vita. E anche in questa situazione abbiamo visto che cosa voleva dire non avere le stesse tutele delle forze di polizia nazionali. Tra l'altro il collega si era fermato proprio per dare una mano a una pattuglia dei carabinieri in quella circostanza, a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Per questo che siamo veramente illuminati da questa iniziativa della Regione Veneto, e tra l'altro è anche molto, come dire, particolare perché colpisce degli aspetti molto importanti per quanto riguarda la nostra attività, ad esempio quello di natura negoziale. Poi dopo il comandante Agostini sicuramente illustrerà l'argomento molto meglio di me, però si tratta di dare vita a quella che è una forma, come dire, calibrata di contrattazione negoziale con le varie amministrazioni comunali, con il supporto chiaramente del governo e della Regione Veneto, in maniera tale che ci sia una risposta come dire, calibrata sulla base delle varie esigenze del territorio. È chiaro che un comune di 3.000 abitanti non ha le esigenze di un comune come Venezia, questo è fuori discussione, di una città metropolitana, chiedo scusa. E quindi siamo veramente, come dire, entusiasti del fatto che il nostro grido di dolore è stato accolto. Speriamo che qualcun altro poi l'accolga in sede definitiva e confidiamo che sia la strada giusta da percorrere. Grazie comandante. Al comandante Agostini la parte del leone in questo tema. No, nessuna parte del leone, anche se poi il leone lo portiamo sulla nostra divisa, orgogliosamente. Il disegno di legge della Regione è particolarmente importante, perché è il primo in una fase di grande movimento. Il governo ha depositato 10 giorni fa un disegno di legge delega sulla riforma della polizia locale dopo 38 anni. E quindi che il Veneto dica la sua e sottolinei alcuni temi molto importanti, perché il tema dell'aspetto previdenziale e soprattutto il tema contrattuale è un tema importante. Perché cosa dice questo disegno? Questo disegno dice che deve essere costituito un fondo specifico per finanziare il contratto della polizia locale. Perché? Perché attualmente c'è una guerra da poveri tra i dipendenti degli uffici comunali e la polizia locale, perché ogni euro che va alla polizia locale è un euro in meno che va agli altri dipendenti. Separare i fondi, prevedere la possibilità di finanziarli in modo adeguato è una cosa importante, perché noi stiamo subendo a livello nazionale una crisi pesantissima degli organici. In 10 anni abbiamo perso quasi 15.000 persone su 60.000, quindi non un numero poco significativo. Perché? Perché i nostri stipendi sono di 400-500 euro più bassi di corrispondenti funzioni fatte o dalle forze di polizia dello Stato o anche da organi di vigilanza che non sono forze di polizia, ma ad esempio le agenzie delle dogane o cose del genere, che però compiono lavori analoghi. L'altra cosa che diceva già prima il collega Scarpellini, soprattutto il presidente Zambetti, è che oggi non siamo più a 40 anni fa, nel senso che il core business, per parlare come quelli che parlano bene, della polizia locale è diventata ormai la sicurezza urbana, che è un aspetto che non è l'ordine pubblico, ma è una caratteristica importante della vita delle città. E stiamo vivendo tutti i giorni, dai comportamenti dei minori che fanno atti vandalici allo microspaccio della droga. Noi non combattiamo il traffico internazionale, però penso che abbiamo sequestrato tutti insieme quantità di droga importante. Mi preme sottolineare anche il grande merito della Regione Veneto con le forme associative, perché il collega Scarpellini comanda delle unioni per oltre 40 comuni, che significa mettere insieme tante debolezze per fare una forza. E questo, la legge della Regione Veneto, la 24 del
di 4 anni fa è un passo importante in questo senso e ci consente di presentarci con tutte le carte in regola per dire: noi siamo qua, facciamo la nostra parte, però metteteci in condizioni di farlo. E questo disegno di legge predisposto da vari consiglieri regionali è un passaggio importante. Grazie Comandante, siamo noi che come Regione Veneto vi ringraziamo per il lavoro che fate costantemente sul territorio e che appunto rispetto a 40 anni fa è sempre più rivolto anche alla sicurezza dei cittadini, con dei compiti che mettono appunto gli agenti di polizia locale in una situazione sicuramente di dipendenti tra virgolette comunali, che però rispetto agli altri dipendenti comunali hanno un impegno negli orari di lavoro, un impegno anche nella propria sicurezza fisica che è molto diverso da chi sta in ufficio magari nel settore ambiente o nell'anagrafe di un comune. Quindi la separazione dei fondi servirebbe a dare motivazione e spinta anche di carattere appunto personale a chi fa e svolge dei compiti delicati a sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre città in maniera più tranquilla. Qualcos'altro da aggiungere? Altrimenti chiudiamo qui questo punto stampa. Ringrazio ancora per la presenza del comandante Scarpellini e il comandante Agostini che, ripeto, oltre a comandare in maniera efficace e efficiente i loro uomini, si danno anche da fare dal punto di vista di lobby positiva nei confronti dei loro collaboratori, proprio perché sentono la necessità di dare agli agenti di polizia locale maggiori tutele, maggiori garanzie, visti i compiti sempre più delicati che svolgono, ogni tanto anche in supplenza delle altre forze dell'ordine. Grazie ancora e buon lavoro a tutti.